Saranno in esposizione fino a sabato prossimo 9 aprile al Castello Chiaramonte di Favara le tele dell'artista nisseno Gianni Santagati con la mostra Crass Sorgente. Il 54enne è originario di Mazzarino ed è docente al liceo artistico Filippo Juvarra di San Cataldo. Si tratta di quadri astratti nei quali l'artista dipinge il percorso di vita dell'uomo come dei filamenti che sono più o meno tortuosi, come il grado di serenità del corso della vita stessa. Nei quadri sono presenti anche delle figure piane, generalmente ovali, che rappresentano i momenti più cruciali della vita e che sono traversate ovviamente dai filamenti. A breve, questo originale stile rappresentativo potrebbe anche diventare una linea moda per un brand di abbigliamento e accessori. Ecco che l'artista propone 10 quadri che mostrano come potrebbe ben adattarsi il suo stile su dei capi di abbigliamento. Al fianco dell'artista c'è pure la moglie che indossava una borsa prototipo del nuovo stile proposto da Gianni Santagati. Sono onorato perché io vado cercando dei luoghi dove si possono innestare con una certa filosofia creativa, appunto, e trovare anche, perché no, un certo contrasto fra l'antico e il contemporaneo. Amo definirmi astrattista. Il mio astrattismo in che cosa consiste? Consiste nel trattare la tela mediante con la forma classica appunto del colore, in questo caso l'acrilico e il pennello. La prerogativa delle mie opere è quella di poter comunicare in maniera diretta e in certi casi anche provocatrice con il visitatore. In questo caso ho diviso la mostra in quattro fasi. La prima fase dove ci sono delle tele che come produzione risalgono all'anno scorso e sono costituite da elementi prioritari come i filamenti e i dischi, gli ovali. Poi un'altra fase è l'ultima produzione che ho fatto, è una produzione di denuncia e ho voluto appunto esporre in questo caso una tela di 2 metri per 1,60 m intitolata, l'unica che ha un titolo come Crass Palmira. Crass dal latino sta a indicare domani, Palmira è la città che purtroppo è stata martoriata dai terroristi dell'ISIS. Gianni Santagati è un artista molto completo, intanto è un docente e naturalmente si occupa di pittura come lui ama definirsi, di pittura astratta. Sono delle figure che si muovono liberamente nello spazio, ma la caratteristica, la tecnica che fa grande questo artista, che io apprezzo tantissimo, sono queste cordicelle tridimensionali.